Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La catechesi d'oggi è dedicata a un aspetto centrale del tema della famiglia, quello del grande dono che Dio ha fatto all'umanità con la creazione dell'uomo e della donna e con il sacramento del matrimonio. Questa catechesi e la prossima riguardano la differenza e la complementarietà tra l'uomo e la donna, che stanno al vertice della creazione divina. Le due che seguiranno poi saranno su altri temi del matrimonio. Iniziamo con un breve commento al primo racconto della creazione nel libro della Genesi. Qui leggiamo che Dio, dopo aver creato l'universo e tutti gli esseri viventi, creò il capolavoro, ossia l'essere umano, che fece a propria immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò, così dice il libro della Genesi. E come tutti sappiamo, la differenza sessuale è presente in tante forme di vita nella lunga scala dei viventi, ma solo nell'uomo e nella donna essa porta in sé l'immagine e la somiglianza di Dio. Il testo biblico lo ripete per ben 3 volte in 2 versetti. Uomo e donna sono immagine e somiglianza di Dio. Questo ci dice che non solo l'uomo preso a sé è immagine di Dio, non solo la donna presa a sé è immagine di Dio, ma anche l'uomo e la donna come coppia sono immagine di Dio. La differenza tra uomo e donna non è per la contrapposizione o la subordinazione, ma per la comunione e la generazione sempre ad immagine e somiglianza di Dio. L'esperienza ce lo insegna. Per conoscersi bene e crescere armonicamente, l'essere umano ha bisogno della reciprocità tra uomo e donna. Quando ciò non avviene, se ne vedono le conseguenze. Siamo fatti per ascoltarci e aiutarci a vicenda. Possiamo dire che senza l'arricchimento reciproco in questa relazione, nel pensiero, nell'azione, negli affetti e nel lavoro, anche nella fede, i due non possono nemmeno capire fino in fondo che cosa significhi essere uomo e donna. La cultura moderna e contemporanea ha aperto nuovi spazi, nuove libertà e nuove profondità per l'arricchimento della comprensione di questa differenza, ma ha introdotto anche molti dubbi e molto scetticismo. Per esempio, io mi domando se la cosiddetta teoria del gender non sia anche espressione di una frustrazione e di una rassegnazione che mira a cancellare la differenza sessuale perché non sa più confrontarsi con essa. Rischiamo di fare un passo indietro. La rimozione della differenza, infatti, è il problema, non la soluzione. Per risolvere i loro problemi di relazione, l'uomo e la donna devono invece parlarsi di più, ascoltarsi di più, conoscersi di più
volersi bene di più. Devono trattarsi con rispetto e cooperare con amicizia. Con queste basi umane sostenute dalla grazia di Dio è possibile progettare l'unione matrimoniale e familiare per tutta la vita. Il legame matrimoniale e familiare è una cosa seria, lo è per tutti, non solo per i credenti. Io vorrei esortare gli intellettuali a non disertare questo tema come se fosse diventato secondario per l'impegno a favore di una società più libera e più giusta. Dio ha affidato la terra all'alleanza dell'uomo e della donna. Il suo fallimento inaridisce il mondo degli affetti e oscura il cielo della speranza. I segnali sono già preoccupanti e le vediamo. Vorrei indicare fra i molti 2 punti che io credo devono impegnarci con più urgenza. Il primo, è indubbio che dobbiamo fare molto di più in favore della donna, se vogliamo ridare più forza alla reciprocità fra uomini e donne. È necessario, infatti, che la donna non solo sia più ascoltata, ma che la sua voce abbia un peso reale, un'autorevolezza riconosciuta nella società e nella Chiesa. Il mondo stesso il modo stesso con cui Gesù ha considerato la donna, ma leggiamo il Vangelo, è così. In un contesto meno favorabile del nostro, perché in quei tempi la donna era proprio a secondo posto, no? E Gesù l'ha considerata di una maniera che dà una luce potente, che illumina una strada che porta lontano, dalla quale abbiamo percorso soltanto un pezzetto. Ancora non abbiamo capito in profondità quali sono le cose che ci può dare il genio femminile, che ci può dare la società, anche a noi la donna. Chissà, vedere le cose con altri occhi che complementano il pensiero degli uomini. È una strada da percorrere con più creatività e più audacia. Una seconda riflessione riguarda il tema dell'uomo e della donna creati a immagine di Dio. Mi chiedo se la crisi di fiducia collettiva in Dio, che ci fa tanto male, ci fa ammalare di rassegnazione all'incredulità e al cinismo, non sia anche connessa alla crisi dell'alleanza tra uomo e donna. In effetti, il racconto biblico, con il grande affresco simbolico sul paradiso terrestre e il peccato originale, ci dice proprio che la comunione con Dio si riflette nella comunione della coppia umana e la perdita della fiducia nel Padre Celeste genera divisioni e conflitto tra uomini e donne. Da qui viene la grande responsabilità della Chiesa, di tutti i credenti e anzitutto delle famiglie credenti, per riscoprire la bellezza del disegno creatore che iscrive l'immagine di Dio anche nell'alleanza
tra uomo e la donna. La terra si riempie di armonia e di fiducia quando l'alleanza tra uomo e donna è vissuta nel bene. E se l'uomo e la donna la cercano insieme tra loro e con Dio, senza dubbio la trovano. Gesù ci incoraggia esplicitamente alla testimonianza di questa bellezza che è l'immagine di Dio. Grazie.